se siamo veramente certi che l'assembramento in discoteca è un reale pericolo per il contagio da coronavirus, bisogna che la gente non ci vada. Ma se tu decidi di tenere aperto pensando che tutti quanti facciano i bravi, si mettono la mascherina, ballino a distanza, si salutino con il gomito, è una battaglia persa. Barry Mason, all'anagrafe Fabio Mason, ex DJ, il mondo della notte, delle discoteche lo conosce molto bene. Locali che hanno pagato in modo pesante la chiusura per il Covid e ora al centro delle polemiche per le immagini di assembramenti. Ma le immagini che abbiamo visto del muretto non sono solo del muretto, ci sono quasi tutti gli altri locali che possono esprimere immagini di quel genere. Amazon non convincono completamente le scelte fatte dalla politica per la riapertura di questi locali, ai quali è stato chiesto di rispettare misure che in qualche modo contrastano con la loro stessa natura. La discoteca, il locale da ballo, è fatto in quel modo. Non si può ballare col telefonino a distanza, non è possibile. Se vai a ballare, balli, sei lì, tutti attaccati, ci si va a divertire. Se la regola dice che tu in discoteca ci devi andare con la mascherina, devi ballare 1 metro di distanza, uno deve fare una scelta. È come fermare l'acqua con le mani, capisci? È una situazione che è ingestibile. O si cambiano le regole o si dice aspettiamo ancora un po'. Ancora una volta dunque ci si trova di fronte a due necessità: garantire la salute delle persone da una parte e salvaguardare chi lavora nei locali dall'altra. Se si decide di tenerli chiusi vanno aiutati economicamente, sottolinea l'ex DJ. Tu mi obblighi a tenere chiuso? Perfetto, allora mi aiuti, mi dai una mano, mi aiuti, perché ci sono persone che mantengono famiglia con il lavoro di cameriere, anche con il lavoro di DJ, anche con il lavoro di buttafuori.